Parliamo del Mose, sono emersi degli errori, dei problemi, degli incidenti, teme che ci possono essere ripercussioni. Lei appunto è un sostenitore del Mose. Sì, ma allora io sono sostenitore di tutta l'ingegneria italiana in generale. Il Mose, ripeto, è partito da questa idea di salvaguardia di Venezia nei prossimi decenni, non domani mattina, per l'innalzamento delle acque, non per l'acqua alta. Cioè, quando ci sarà il Mose non è che non c'è più l'acqua alta, l'acqua alta resta, il Mose si apre, si chiude, vedete come vuoi, insomma, blocca le acque del mare soltanto quando l'acqua supera una certa dimensione, un certo livello che poi può essere definito. Io ho detto che secondo me la città metropolitana, noi tutti, dobbiamo avere noi la gestione del Mose. Anche lì da ridere, perché io dico, c'era il ministro, c'era Zaia, Zaia dice noi non vogliamo sapere, la regione non vuole sapere, non vuole gestire niente, dice lui. Io prendo il microfono e dico certo, perché deve farlo la città metropolitana, per cui siamo totalmente d'accordo. Il giornalista il giorno dopo, titolo, scontro tra regione e comune. Se questa serve l'informazione, no, c'è assolutamente condivisione del fatto che è la città che deve gestirlo. Che ci siano preoccupazioni, tornando adesso anche parliamo del cassone, credo, di questo scoop che ha fatto Vitucci, eccetera. Direi che insomma questo incidente... Che non si è rotto in questi giorni. No, mi sembra sia successo 6 mesi fa, ecco, no? Lo stavano aggiustando credo questi giorni, crea dei problemi a Chioggia perché hanno fatto un tunnel per aggiustarlo sotto acqua, immaginatevi, insomma, no? Poi cosa sia successo? Mi sembra di aver capito che hanno gettato, così lo diciamo alle persone, che è scoppiato il cassone. Semplicemente è stato iniettato il cemento a una pressione molto più elevata, insomma, io non ero ancora stato eletto, lo dico solo per far capire. Ecco, noi non siamo in nessun modo a conoscenza di come sono i lavori del Mose. Ecco, allora ho detto, sarebbe bene avere un'interlocuzione con i commissari, ricordo che ci sono i commissari, c'è l'anticorruzione, dopo tutto quello che è successo adesso è gestito direttamente dallo Stato il Mose, giustamente anche immagino. Credo che sia opportuno che la città sia informata, ho detto soltanto che vogliamo sapere, e lo aggiungo di più, dobbiamo continuare a immaginare adesso come verrà gestito il Mose, quando si apre, i tempi, i modi, e vanno gestito pensando al porto, all'attività crocieristica, all'attività turistica, alle persone che si muovono, noi ci muoviamo in barca. Ecco, questo, per cui il Mose tutto sommato è da una parte un problema, da un'altra una grande possibilità. Sono venuti 11 sindaci del Giappone a chiedermi notizie sul Mose, perché loro hanno una valle che è più sotto del livello dell'acqua, cercavano di capire se poteva essere conveniente anche a loro, sono venuti a visitarlo, gli abbiamo fatto vedere idee, progetti. Potrebbe essere un'occasione di esportazione dell'ingegneria, la grande ingegneria marittima italiana, perché questa è un'opera unica al mondo. Ancora una volta Venezia da questo punto di vista qua e io alla tecnologia e all'industria ci credo tanto, sì.